giornata. Ancora, sì. Allora, eccoci qua. Allora, dicevamo, Barack Obama, è stata la settimana di Barack Obama a Milano, è arrivato per una conferenza sull'alimentazione, ma ha avuto modo di parlare anche di immigrazione e di tanto altro. Ma quello che ha colpito soprattutto di questa sua presenza a Milano sono stati i costi. Allora, alloggiava in un albergo dove pagava 8.000-8.500 euro a notte per la suite, e poi 3.500 persone che hanno voluto seguire la conferenza e che hanno pagato 800-850 euro per seguire non solo la conferenza di Obama, ma insomma per accedere a questa Seed and Chips, appunto, organizzata dove si è svolto l'Expo 2015. Allora, intendo dire, cifre importanti, 14 auto di corteo, insomma lascia un po' così, un po' perplessi, no? Non ci si sente un po', come dire, presi in giro. Viene qui a parlare di immigrazione, di fame nel mondo, cose del genere. Marangona, lei cosa le è sembrato? Non ho parole. Cioè, un'offesa. non è che qui dobbiamo stare attenti un attimo a non fare la figura degli iperprovinciali di fronte, però questo è lo stile, un pezzo di America in Italia, perché negli Stati Uniti così gli ex presidenti vanno in giro a fare conferenze, sono pagatissimi, però questo è uno status simbolo statunitense, non europeo, sicuramente non italiano. È un'attività che un po' tutti i presidenti, sì, certo, no? Una volta decaduti intraprendono, Rostellato, e hanno queste, così arrivano. Nel caso di Obama si è rincontrato, tra virgolette, con chi aveva avuto ovviamente rapporti precedentemente, ha fatto questa cena con, prima dicevo, ex presidenti, no? C'era Mario Monti, la Marcegaglia, Montezemolo. Esatto. Una specie di Bilderberg, una specie di Bilderberg. Ma aveva un nome diverso, una specie di Bilderberg. Allora, in questo caso si può parlare prima di Moro, non nel complotto piuttosto che, però in questo caso invece si può. No, che complotto. Questi sono quelli che governano le grandi cose e noi dobbiamo prendere atto che siamo periferici rispetto a questo mondo. Rostellato, cosa dice? Sicuramente sono cose un po' che noi da normali cittadini, quale io mi ritengo, sentiamo sicuramente molto lontane, come anche queste spese sicuramente fanno sicuramente i cittadini, insomma, sapere fanno che pensare, no? Fanno pensare, sì, insomma, diciamo che non tutti hanno 850 euro da spendere per una cena. Lei sarebbe andata? No, io non credo che avrei speso 850 euro per incontrare Obama, sinceramente, però insomma poi sono scelte personali, chi ce li ha li utilizza come meglio ritiene e quindi non commento. Si può sapere chi ha organizzato questo? Certo, l'ha organizzato un tale, ed è un... No, ma è una società, un soggetto. Ma no, è Marco Gualtieri. Marco Gualtieri è un imprenditore giovane, diciamo, relativamente giovane, ha 47 anni e è stato il fondatore di Ticket One, cioè quindi del sistema che ha permesso la prenotazione per dei biglietti per accedere a musei, spettacoli e quant'altro. Anche i concerti? Anche. Sì. È Ticket One quella che... complimenti. Sì, è questo che... Ticket One. Quindi ed è un italiano. Dopo glielo spieghiamo. No, possiamo dirlo anche in diretta, no? No, Ticket One è rimasta... Lei vuole andare a vedere un concerto di Vasco Rossi? Sì. Siccome mica tutti vanno a botteghino, allora c'è una prenotazione obbligatoria attraverso internet, attraverso dei siti. Ticket One. Lei si apre il sito alle ore 11.05, si apre alle 11.06 e che più ne ha un biglietto. Dopo un'ora appaiono in altri siti i biglietti. Ovviamente non con il prezzo ma maggiorato. Indagini che sono in corso perché, scusa, lo dica, fa il bagarinaggio,
in questo modo. Questa cosa, tra l'altro abbiamo fatto anche una norma sull'ultima legge di bilancio per evitarla, Brava. perché è una delle... Ha capito, professore? Questa ovviamente nella modernità di internet con un concerto l'anno scorso, non ricordo. quindi vuol dire che il costo del presidente Obama era alto. Certo, professore. Ma io non vedo, se uno ha i soldi vuole andare, ci vada. Io vorrei sapere però se il signor Obama cosa ne fa di quei soldi, visto che ha detto ha pianto per la povertà nel mondo, l'inquinamento, vorrei sapere se li mette a disposizione di un centro idoneo a poter spendere bene quei soldi contro l'inquinamento e contro la povertà. Certo, Salviato. Me pare Sì. Posso, sì? No, io credo che sia, al di là di tutto, era un momento, diciamo, un convegno, un evento di formazione, ok, di formazione o di informazione, e in questo momento, dato anche dell'altro giorno, le 8 persone del mondo hanno un reddito, dichiarano un guadagno equivalente a 3 miliardi e mezzo di persone, cioè la differenza tra i ricchi che stanno diventando sempre più ricchi e i poveri che stanno diventando sempre più poveri aumenta, non è mai stata così elevata. Quindi il problema non è che dobbiamo dare il problema sempre a tutti i politici, però è un problema di carattere culturale, e quindi eventi di carattere culturale dovrebbero mettere nelle condizioni di come questi 6 miliardi di persone che vivono su questo pianeta, vi ho fatto la trasmissione anche su questa, dovrebbero teoricamente vivere in maniera dignitosa. Oggi noi costringiamo 2 miliardi di persone a vivere con meno di $2 al giorno e poi assistiamo a scene di questo tipo. Quindi dobbiamo effettivamente non solo produrre una classe, ma anche creare una cultura generalizzata dove, insomma, permettere a questi 6 miliardi, nel 2020 saranno 9 miliardi di persone, possono vivere in una maniera dignitosa. Poi qui si vanno a toccare anche problemi di attualità, no? Le migrazioni avvengono perché effettivamente queste situazioni comportano anche questa. Quindi ecco, effettivamente molto probabilmente momenti come questi ti fanno pensare che probabilmente non ci siamo. Ecco, noi che guardiamo al futuro, il futuro non è questo, quello che abbiamo visto l'altro giorno, appunto di ieri, è già passato, dovremmo immaginare. Purtroppo non sono in tanti, non è un pensiero dominante, questo è un pensiero residuo che dovrebbe in qualche maniera aumentare. Attenzione, perché io dico una cosa, scusi un secondo, il punto di rottura: 10 anni fa c'erano 20 milioni di italiani al di sotto della soglia di povertà, oggi sono 30 milioni di italiani. Se andiamo avanti così arriviamo ad un punto di rottura. Attenzione, sottovalutare, qualcuno non ascolta, eccetera. E il punto di rottura è un punto molto difficile. Maria Buffoni. In 2 nanosecondi vorrei chiedere al Ministro degli Interni i costi che sono stati affrontati per spiegare tutta la polizia in questa manifestazione, chi l'ha pagata, se l'ha pagata chi ha organizzato l'evento, perché queste sono forze dell'ordine che sono state sottratte al territorio per controllare il territorio, presidiare il territorio da questi finti profughi, dai criminali, cosa che invece gli italiani meriterebbero. Quindi su questo chiederò ai miei parlamentari, chiederò a Giorgia Meloni di fare un'interrogazione su questo. Di interrogare. Rostellato, non abbiamo il tempo per sviscerare la questione come avremmo voluto, ma questa è stata anche la settimana della polemica, chiamiamola così, tra Ferruccio De Bortoli e la ministra Boschi. Io volevo un suo commento in proposito. Beh, allora sì, ogni tanto diciamo ritorna ciclicamente la storia delle banche, di Banca Etruria. Mi risulta che già l'attuale sottosegretaria, ex ministro, abbia già dato mandato ai suoi legali dicendo appunto che la questione non esiste e che quindi risponderà delle sue dichiarazioni. La misura è colma. Eccola qua, se la regia lo propone, abbiamo io. Prego. Sì, no, io non farei ulteriori, mi sembrano polemiche ormai abbastanza sterili, diciamo, su questo tema. È un fotomontaggio politico, come l'hanno definito. Io credo che chi fa delle dichiarazioni dovrà renderne conto. Se questo ha le prove di quello che è successo, ovviamente dimostrerà che ciò è avvenuto. Non sta ovviamente a noi, non mi metterei neppure a fare, commenti, è successo o non è successo, perché nessuno di noi può saperlo. Ovviamente se lui ha le prove risponderà delle sue azioni
cittadini, e altrimenti appunto si andrà per vie legali. Mi sembra anche normale così, perché purtroppo si è preso un po', diciamo, l'abitudine a sparare, voglio dire, dichiarazioni un po' così a casaccio, senza prendersi mai la responsabilità di quello che si dice in ambito politico. Forse bisognerebbe un po' rallentare. Professor Casa, lo scoop si fa su un libro o su un quotidiano? Il punto interrogativo è anche questo: perché? Perché sul libro e non... Ma perché c'è uno scoop? Questo mi domando io, non tanto perché l'abbia fatto l'ex direttore del Corriere della Sera. Il problema è che non c'è informazione in Italia. Se questa era una notizia doveva venire fuori normalmente su tutti i giornali, invece qualcuno nasconde sempre le notizie, poi le tira fuori all'ultimo momento, ci fa sopra un libro e ci fa sopra ovviamente un business, perché la gente è curiosa e va a leggere. Ma questa è bassa politica, non è alta politica. Bisognerebbe dargli un taglio, bisognerebbe che i politici facessero veramente il loro mestiere. Professore, mi scusi, è anche basso giornalismo allora? Certo, di basso livello, perché io utilizzo alcune notizie che avrei potuto dare al mio giornale e non farci un libro, però questo naturalmente ognuno ha l'etica che si merita e che ci meritiamo, e quindi bisognerebbe veramente... Ma questo è lo stesso discorso perché il divorzio, no? È indispensabile che ci sia, perché qualcuno se no si ammazza, uno con l'altro de botte, quindi lasciamo che si separino, così stanno tranquilli i due, ma non è una regola la legge sul divorzio, è un'eccezione. Ecco, l'informazione in Italia, noi abbiamo la scuola di giornalismo, ma non è in grado di tirare fuori i giornalisti, perché non è in grado di spiegare che cos'è, ma non a parole, perché abbiamo un'università fatta di parole. Giusto oggi è venuto un mio ex allievo e mi dice: ho imparato un sacco di cose, eccetera, dice, però non so come fare. Parliamo di comunicazione, cioè del settore della comunicazione, perché sa tutto, nome dei registi, nome dei giornalisti, nome di questo, nome di... ma al momento che deve fare un articolo, un servizio, non sa da quale parte cominciare, ma questa è università, e ha fatto anche la specialistica. Chi insegna, chi diceva Napoleone, e ha fondato la Normale di Pisa dicendo ci vuole una scuola per insegnare, ma non una scuola di una scuola, perché noi autoriproduciamo i nostri insegnanti che ex allievi diventano insegnanti, a loro volta insegnano quello che hanno imparato e non entrano nella vita, restano sempre riciclati all'interno di questa cosa. La riforma Gentile è stato un disastro sotto questo punto di vista e stiamo subendo ancora gli effetti, lo torno a ripetere. Bisogna che l'università sia un'università pratica. Ma quando parli di laboratorio all'università, ti guarda come a dire: ma non ci metteremo mica a fare i laboratori, vuoi vedere che i Fellini, allora mi spiega tutta la storia di Fellini, quanti peli aveva sulle sopracciglia, ma chi se ne frega. Fellini è uno che stava a morire di fame sopra una soffitta quando il buon Alberto Sordi, che io ho conosciuto e che mi raccontava l'aneddoto, si arrampicò per le scale di questa soffitta. Questa era una settimana che non mangiava, non beveva perché era malata, eccetera. Se l'è caricato in spalla, se l'è portato giù da zia Teresa, che non avevano soldi ambedue, gli ha fatto un credito di una pasta asciutta e di un piatto di qualcosa e li ha mantenuti finché sono riusciti a diventare quello che sono diventati. Non so se mi spiego, ma questa è storia del cinema. La creatività nasce dalla fame, scusate, perché se uno ha la pancia piena non è creativo. Però lei è una persona molto educata. Grazie. Perché ha detto i peli sulle sopracciglia. Beh, adesso devono inventarsi la cacca d'autore per fare insomma un po' di notizia. Sì, beh certo, dico adesso, ma in questo periodo storico insomma di...
Allora, insomma, questa ministra Boschi, forse un po' di volte, cioè da un po' di volte che dovrebbe dimettersi, no? Quando ci fu il decreto sulla Banca Etruria, gravissimo conflitto di interessi. Quando fu bocciata la proposta della sua riforma, ricordiamo l'esito del referendum del 4 dicembre. Insomma, devo dire che è difficile volare la carriera. Lei si aspetterebbe insomma, che arrivassero queste un po' di onore, un po' di onore politico. Posso girare in un detto evangelico: chi è senza conflitto di interessi scagli la prima pietra. Ne posso scagliare. Abbiamo sistemato la morale. La storia è lunga, tra l'altro, no? Allora noi sa qual è la cosa grave di questo, della vicenda? Non il conflitto di interessi, che comunque ma insomma. La cosa grave del governo Renzi e dintorni è un'altra. La ministra che fu apostrofata dal suo compagno, cioè lei si definì una sguattera del Guatemala, la Guidi si dimette. Gli arriva l'avviso di garanzia, nessun giornale ha scritto con dovizia che sono stati tutti assolti in istruttoria, compreso il comandante, tutti assolti in istruttoria, però dimessi, l'altro ministro dimesso. Perché ci vuole anche stile. Ci sono, diciamo che è palese la differenza di peso e di esame delle stesse analoghe situazioni all'interno dello stesso governo. È questo che stride nella conduzione politica, stride molto. Senta, dovevamo parlare anche di Macron. Io vi invito ad avere a essere un pochino veloci nei commenti, diciamo così. Bravo. Macron, cosa diciamo di Emmanuel Macron? Diciamo che è bravo e che speriamo... Le piace? Beh, per ora mi è sufficientemente indifferente, perché quando parla non sento, non chi ama la politica, quando parla uno che senti che ti muove alcune cose, per ora non dico sul futuro, però io sono italiano, noi siamo italiani. Macron è francese, parla ai francesi. Adesso l'11 giugno in Francia vanno a votare, perché oltre c'è stata l'elezione del Presidente, però adesso ci sono le legislative, cioè come farà il governo Macron? En Marche è un movimento assolutamente nuovo. Come l'Italia nel 92-93. Cade una vecchia nomenclatura e ne sorge una nuova, in modo improvviso. Non esiste una sfera di cristallo, bisogna attendere. Lo stellato, in Francia c'è il presidenzialismo, potrebbe trovarsi anche con un Parlamento. Certo, perché i risultati del primo turno comunque erano molto spezzettati, cioè lui alla fine non aveva neppure un quarto dei voti del paese, quindi è evidente che qualcuno dovrà necessariamente sostenerlo. E può essere insomma che si ricrei la stessa situazione che poi si è creata al ballottaggio, questo insomma è tutto da vedere, ovviamente. A lei piace Macron? Ma è sicuramente una persona giovane, ha avuto il coraggio di staccarsi da un partito tradizionale e quindi di tentare in qualche modo qualcosa di nuovo. È stato premiato dalle sue idee, anche che magari potevano essere difficili da comprendere, come quella di credere fortemente nell'Europa. Non è scontato in questo periodo, visto quello che sta succedendo. I francesi l'hanno premiato, insomma, credo sia stato anche un sospiro di sollievo per l'Europa, sicuramente per gli altri governi europei, e vedremo come andrà. Salviato, allora, ex banchiere d'affari, allora prima abbiamo parlato di complotti di gruppo Bilderberg, qua, qui c'è Rothschild qua. Pensate di parlare di politica, ma ha tenuto fuori il precedente questa. No, allora, su Macron dico due cose e poi magari volevo tornare un momentino sul discorso di prima. Ma indubbiamente, appunto, stiamo a vedere, è sicuramente un liberista, ama l'Europa, ma che tipo di Europa ama? Ama l'Europa dei banchieri, ama l'Europa degli affari, e qui noi effettivamente dobbiamo fare un ragionamento. Noi, quando dico noi europei, io sono un europeista
convinto anche, però da questo punto di vista manca tutto l'aspetto sociale, solidale, della coesione. C'era proprio una divisione specifica della coesione sociale e qui non credo che ci siamo con Macron, però stiamo a vedere, perché sul programma En Marche ci sono ben 5 pagine e non è poco da questo punto di vista, perché i francesi hanno sempre, che conosco bene, hanno sempre avuto un ministro dell'economia sociale e solidale, lo hanno chiamato, un ministero, e sarebbe importante che anche in Italia l'avesse, perché l'Italia in Europa è considerata uno dei paesi che ha una vocazione sociale e solidale tra le più elevate, ma non abbiamo mai avuto un ministero o comunque un sottosegretario che possa seguire attentamente questo tipo di attività. Quindi su questo, diciamo, lo vedo favorevolmente, mentre sull'altro no. Se posso tornare un attimo rispetto alle banche italiane, sostanzialmente anche le nostre, Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, eccetera, eccetera, solamente due nomi che... Qua, noi le abbiamo perse tutte, trema lo studio allora un sacco di gente ci ha perso sostanzialmente 2 battute, perché anche qui bisogna fare una trasmissione. Intanto Banca d'Italia dovrebbe essere una banca pubblica, cioè il soggetto che controlla i controllori non può essere in mano alle principali banche italiane, questo è primo, perché dal 2000 si sapeva che c'era questa situazione, poi c'è stato anche un arco temporale, prima che entrasse in vigore il bail-in, tutti gli altri europei si sono sistemati le loro cose in casa e noi invece non l'abbiamo fatto. Ecco, questo è il secondo aspetto. Ma ecco, la terza questione, rispetto alle nostre banche che sono state, soprattutto la Germania, messe sotto attacco rispetto alla sottocapitalizzazione e rispetto, diciamo, alcune a una gestione così non molto efficiente da questo punto di vista, però non si vede, cioè, la trave sull'occhio. Ecco, il problema è che le principali banche europee, Deutsche Bank in testa, la banca svizzera, la Société Générale, ma la Deutsche Bank ha derivati, e qui Renzi lo ha dichiarato, per 3 trilioni di miliardi, cioè sono tecnicamente fallite. Nessuno ha coraggio di dirle, cioè sulla questione dei derivati, quando hanno fatto lo stress test per le banche europee, comprese le nostre, hanno eliminato questo criterio. Guarda, lei qui apre una questione enorme. Dire, prendono, perché sotto accusa gli europei, le banche italiane, quando le banche messe peggio sono le banche europee. È il bue che dà del cornuto all'asino. No, questo va detto, purtroppo Renzi ha detto può essere dovuto rimangiare, perché la Merkel gli ha detto no, guarda che noi non ti diamo la flessibilità, tanto per capirci. Quindi ha barattato la flessibilità con questo passaggio, che non è un passaggio a poco. Però vuol dire dichiarare che la Deutsche Bank è una banca fallita, ok, e quindi mandare giù i tedeschi una volta tanto. Non c'è nessun italiano che in Europa abbia il coraggio di dire ma insomma, cavolo, le nostre banche hanno dei problemi, benissimo, ma sono irrilevanti rispetto ai problemi delle altre banche europee. Chiariamolo anche sulle comunicazioni, in mezzo alla comunicazione questo non viene detto. Ci assumiamo le nostre responsabilità, le nostre come banchieri, ok, ci vorrebbero dei banchieri un po' più etici e solidali, dico, non ce ne sono tanti, però ecco. Ritorniamo a un problema. No, vabbè, chiudono, volevo dire, non è una cosa da poco, certo, il sistema, certo, le banche sono cuore pulsate e hanno fatto un infarto in questo momento. Noi siamo in un'economia infartata, ok, e quindi se non rimettiamo in circolo i soldi, l'economia non va avanti, ok, quindi i prossimi 10 anni saranno ancora così, se non peggio, punto. Però qui un'altra trasmissione ancora. Speriamo di no. No, ma è così, volevo sentire Marina Buffoni, uno sulle elezioni francesi innanzitutto, sulle elezioni francesi, perché la figura di Le Pen e i risultati ha creato problemi anche nel centrodestra italiano, con posizioni diverse tra voi, Forza Italia, Lega. Certo, innanzitutto c'è da dire che la politica francese è totalmente diversa dalla politica italiana. In Francia per poter fare il sindaco e il ministro devi comunque essere supportato dai poteri forti, non a caso
Rothschild sta proprio dietro a Macron. C'è una cosa carina, un'interessante analisi di uno psichiatra italiano, tra l'altro, che è membro della sezione di psichiatria forense, che giudica Macron come uno psicopatico all'Eliseo. Io sono molto preoccupata di questo caso, perché se noi andiamo a guardare la sua vita personale e privata, lui da giovanissimo, a 15 anni, ha sfondato quel muro del tabù di avere dei rapporti con la sua insegnante. Quindi questo è un uomo che pensa di poter fare qualsiasi cosa, di essere sopra a tutti e che a lui tutto è concesso. Ha tagliato completamente l'identità francese entrando al Louvre tra le note dell'inno europeo e non dell'inno francese, quindi ha voluto completamente negare l'identità ai francesi, però insomma per governare ci vuole un gruppo di parlamentari che sia forte, quindi a giugno dovrà riuscire ad esprimere un numero di parlamentari che gli dia la possibilità di governare. Lo stesso, un'opposizione forte, quella della Le Pen, dovrà altrettanto fare delle alleanze forti ed esprimere un numero di parlamentari sufficiente per poter fare una buona... queste elezioni ha detto la destra da sola non vince. Però il sovranismo da solo non ha pagato, e lo abbiamo visto. Quello che è mancato alla Le Pen, parliamo di un Front National che ha cambiato veste dal 2011, perché lei ha avuto è stata brava, perché da un partito piccolissimo, e che Jean-Marie, il padre, lo voleva rilegare a una cosa insomma un po' di gestione sua familiare, è riuscita comunque a formare una classe dirigente che ancora ha strada da fare, che però è riuscita a raccogliere 11 milioni di voti dei francesi. È mancato però un progetto che guardasse molto oltre sul piano economico, tant'è che i voti li ha presi la Le Pen nei comuni piccoli. Nelle grandi città invece la classe media borghese, la classe imprenditoriale non è stata convinta dal progetto della Le Pen, però insomma è ancora tutto da vedere e credo che comunque sta già pensando a fare qualche cambiamento all'interno del partito, eliminare quelli che sono il vecchio stampo, la fiamma tricolore, che tra l'altro diede al Mirante in concessione gratuita, in comodato d'uso gratuito a Jean-Marie, per dirla, che è una cosa che forse non tutti sanno, però comunque sta facendo un percorso che ascolta tutti. Un'altra cosa, poi mi taccio davvero, è stata bravissima perché ha parlato con gli operai, con gli agricoltori, con gli insegnanti, con tutta la parte dell'economia reale del paese. Forse se si fosse confrontata con l'intellettualismo francese, alla Benoît per esempio, penso, allora avrebbe sicuramente alzato il peso. Ecco, su questo, però sono tutte cose che prenderemo spunto per il 2018. Certo, professor Casen, la differenza di età in questo caso nella coppia Macron e la moglie, no? Insomma, l'eccezione conferma la regola. Macron ha deciso in questo senso e bisogna rispettare la sua decisione. Quindi, peraltro la moglie è più anziana di lui, però mi pare una bella donna, quindi va rispettato, un rapporto lungo anche. Va rispettato il rapporto. Direi che invece il problema della destra francese ha sbagliato sostanzialmente il progetto. I francesi hanno combattuto contro il fascismo. Andare oggi a dire a un francese, anche se è di attualità la destra, perché la sinistra purtroppo ha fatto diversi danni, e quindi i francesi se lo ricordano, in questo momento andare l'uomo di destra francese, andare a fomentare una destra che in Francia non è mai stata qualificata come destra italiana o destra tedesca. Quindi i francesi erano contro i nazisti e i fascisti, e la memoria storica i francesi ce l'hanno. La destra francese è De Gaulle. La destra francese è l'uomo che ha fatto la resistenza.
quindi sono fuori. Se smettono i francesi, la destra francese smette di rinvangare un passato che non è tipicamente francese e invece porta avanti dei valori che la destra ha. Ma è quello che sta facendo la Le Pen? È quello che sta il percorso che sta facendo la Le Pen? Diciamo sì, incomincia a togliersi smarcarsi da vecchi retaggi, ecco, perché sta cercando di farlo, però deve partire da un'altra parte, rottamare veramente diciamo una destra che non ha nessun senso in Francia, che ha portato solo danno. Noi perlomeno abbiamo avuto un ventennio che in qualche maniera ha portato l'Italia a un certo tipo di unità, poi è discutibile a quanto, in che maniera e come è stata poi questa unità, è stata distrutta, eccetera. Ma la Francia non ha niente a che fare con tutto questo passato e quindi la Le Pen doveva avere il coraggio di impostare una economia e una politica di destra, che non vuol dire assolutamente capitalismo, perché diciamo che il socialismo in America, scusate, in Francia c'è anche di destra. Cioè il concetto del sociale non è prevalentemente della sinistra e appartiene anche alla destra, e questo la Le Pen non l'ha capito. Una volta per tutte togliamoci questa idea della destra che deve essere assolutamente dalla parte del capitalismo, perché i voti sono fatti da tutti, vengono dati ai politici da tutti, e quindi se io non porto quella sicurezza alle persone per cui io li rappresenterò in una certa maniera, chiaramente sarò destinato a perdere. Certo. Questo vale anche per l'Italia. Devono avere il coraggio. La differenza, e io non sono un berlusconiano, tra Berlusconi e il resto della destra italiana è proprio questo. Cioè, dobbiamo uscire da un concetto troppo vecchio e inventare una destra nuova, efficiente, attuale, che abbia tutte le caratteristiche di quello che è una dignitosa area politica, che ha i suoi vantaggi e le sue capacità. Ovviamente senza Montezemolo e senza la Marcegaglia. Certo. Bene, adesso vedremo come andrà l'11 di giugno anche in Francia. Ci fermiamo qui, grazie a Fabio Salviato, grazie a Martina Buoni, grazie a Renzo Marangoni, grazie a Jessica Rostellato, grazie al nostro editore. Grazie a Tullio e ai nostri telespettatori. Certo, che ci hanno seguito. Prima di salutarvi però io voglio vedere ancora il sondaggio come è andata a finire, diamo i dati finali, vediamo se la regia ha disponibile la grafica. Eccola qua. Allora, il matrimonio è ancora attuale, perlomeno per i nostri amici di Facebook, 63,6% sì, 36,4% no. Bene, questo è il risultato. Ci fermiamo qui. Grazie a tutti i telespettatori che ci hanno seguito. L'appuntamento è a venerdì prossimo alle 21, TV7 Match. Arrivederci e buonanotte.